Si è svolta ieri a Chioggia, località sottomarina, la 21ª edizione del Triathlon Sprint Città di Chioggia, valevole come tappa Coppa Veneto 2023 e gara di campionato nazionale Triathlon Sprint ASI. Si tratta di una delle iniziative sportive più rappresentative del territorio, ha detto il vice sindaco, assessore allo sport Daniele Tiazzo Brasiola. Ampia la partecipazione degli atleti e del loro entourage, tantissimi gli amici di chi era in gara a fare un tifo sfegatato. Due gli aspetti quindi dell'evento, quello sportivo e quello di promozione del territorio. Chioggia Azzurra ha assistito all'arrivo della terza e ultima tranche di gara, la corsa. Prima gli atleti hanno dovuto affrontare la prova di nuoto con 750 metri di bracciate e poi di ciclismo, 21 km su percorso cittadino ripetuto 3 volte. La corsa è consistita in 5 km sull'area tra Lungomare, Viale Mediterraneo e Via Cristoforo Colombo. Una gara coinvolgente che si ripeterà quasi certamente anche il prossimo anno. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.